Puntualmente ogni mese percepiva il reddito di cittadinanza, peccato che lei non si trovasse a casa ma detenuta presso la casa circondariale di Venezia. Si tratta di una sessantenne originaria della provincia di Udine ma residente in zona castellana. Ad accorgersi di quanto stava accadendo i carabinieri di Castelfranco, che in collaborazione con gli uffici INPS territorialmente competenti hanno individuato e denunciato la presunta indebita percettrice del contributo economico. La donna, secondo quanto accertato nel periodo gennaio-agosto 2022, si trovava in carcere Giudecca perché doveva scontare una pena residua di quasi 8 mesi di reclusione per un furto aggravato commesso nel Trevigiano del 2017. La sessantenne ha però pensato bene di non comunicare nulla, violando le relative disposizioni normative e percependo illecitamente i benefici economici riferiti al reddito di cittadinanza per un importo complessivo di quasi 3.500 euro. Ovviamente le erogazioni dei sostegni economici sono state immediatamente revocate alla donna, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La sessantenne deve rispondere ora dell'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e uso di dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente benefici economici per il reddito di cittadinanza.